L'Aquila. Bene, iniziamo la salita, l'aria è fresca, sta bene. Altra segnaletica lungo il percorso, segnaletica che ci invita a salire su questa mulattiera. Oh, siamo arrivati in zona del rifugio Franz, eccolo qua. Praticamente un'ora e mezza, un'ora e tre quarti dalla macchina. Proseguiamo in direzione Passo Malet. (9:35), praticamente sono già 3 ore che cammino, manca un po', ancora un po' alla sella, sto non so cosa siano, forse la Crausaria, boh, il sud del Boro. Sono quota 1550, è molto faticosa questa salita, veramente molto faticosa. Salvo verifica sulla carta, questo dovrebbe essere il passo Malet, passo maledetto. Questa montagna dovrebbe essere quella, chissà se ce la faccio da su, c'è un po' di sosta tecnica. Le carni che ci fanno il regalo delle stelle alpine. Però che fatica, ragazzi, che fatica. Bella di prima, sentiero, e quel rifugio bivacco che era stato preannunciato sotto. Coraggio che la strada è lunga ancora. Forcella dell'anticima, Val Venzonassa piuttosto ripida, che è un po' nella nebbia. Salita alla cima principale, proseguiamo. Ed ecco finalmente la croce di vetta del Plauris. Il relativo metto. Comunque è stata una faticata improba, credo proprio di essere arrivato su stravolto. Praticamente sono quasi 1800 metri di slivello, un colpo solo. Basta, una roba del genere. Purtroppo verso il Montasio è tutto nebbioso, non so cosa verrà fuori. Lo stesso verso il Canin, nebbioso. Quella punta lì non meglio identificata, non so proprio cosa sia, faremo una ricerca sulla carta. Si sente in lontananza il fischio della marmota. Tutta la Val Venzonassa nella nebbia, nella caligine. Lo stesso il Chiampon. Praticamente illeggibile. Lo stesso il Ticassì della pianura. Sottolineo il tagliamento. Guardate del tagliamento, la Mariana,
anche lei sotto di noi sprofonda la Valfella. Pontebba, Pontafel, e quella lì sicuramente, quella lì la Creta Granzaria, purtroppo anche lei nel canale Caligine. Alla sua sinistra il Sernio, anche lui praticamente illeggibile. Con la Torre Nuviernolis, foschia terribile. Zug del Bor, tanta foschia. Invece un quadro, tra un po' comincio a scendere, mangio un frutto. Probabilmente quella di là è la valle. Ah no, quella di là è la Varresia, giusto, giusto. Varresia, i suoi primi paesi. Allora dietro quella punta lì, quella catena lì sono i Musi, chiaro. Monti Musi. La Vara, che è quello lì. Undici e 24, lasciamo la vetta del Plauris e scendiamo verso valle, che siamo sulla metà strada purtroppo. La famosa forcella da cui passa si stacca il sentiero. Bene, adesso mettiamo veramente via, facciamo la discesa a valle. Scorci della discesa, ma voglio mettere via, va? Sono ormai quasi all'altezza del passo, solo che devo scendere e poi risalire ancora. Ed ecco la via di salita di fronte a noi. Quella lì la sella bassa. Tanto percorso, però niente acqua. Alle 12:30 sono arrivato al passo, da noi la nostra grande cima, tra virgolette ovviamente grande. Bene, scendiamo giù verso il rifugio, si fa per dire che quello.
Creta Crausaria, Torre Nuvierrolis e Sernio. Una 27, siamo arrivati al Baitello. Franz, tutto ok, proseguiamo. Campaneline delle Prealpi Giulie ci salutano, tra un po' siamo alla macchina. Fine della gita al Plauris, effettivamente è stata lunga, faticosa, meno male che è finita.